Si è svolto ieri a Santo Stefano Quisquina il Cheese Festival, meglio conosciuto come Sagra del Formaggio, dedicato alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. L'evento ha ospitato tanti produttori del territorio presenti con diversi tipi di formaggi e prodotti tipici, un vero e proprio trionfo dei sapori e saperi artigianali, arricchito da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni, con tanti chef d'eccezione che hanno deliziato i visitatori con pietanze creative e molte degustazioni. Una 19ª edizione che vuole dare continuità già a un percorso individuato dall'amministrazione comunale e devo dire che la programmazione premia, perché noi già abbiamo individuato in questa iniziativa già nel mese di gennaio. L'amministrazione comunale sta scommettendo tanto sul turismo relazionale, sul turismo ambientale, e quella di oggi vuole essere un momento di promozione del territorio e un momento di promozione delle nostre eccellenze casearie, dei nostri prodotti lattiero-caseari. Abbiamo iniziato già nel mese di gennaio e siamo stati presenti a diverse iniziative importanti che hanno avuto un respiro, diciamo, nazionale. A Milano alla fiera Fa la cosa giusta e a Bergamo con l'Agritravel. Oggi si chiude un primo momento il cerchio con questa 19ª iniziativa che vuole essere, diciamo, un momento importante di festa, ma vuole essere un momento importante per veicolare il nostro territorio che ha tante potenzialità su cui stiamo scommettendo. Ho accettato l'invito del sindaco, del signor Cacciatore, con tanto piacere. Poi essere a Santo Stefano per la prima volta, ho visto che una marea qua di gente che va e che viene, insomma. Niente, quello che abbiamo preparato un dessert con prodotti del territorio, quindi un pan di Spagna al pistacchio bagnato con succo d'arancia. Poi abbiamo preparato una crema leggera di ricotta con dell'uvetta macerata nel moscato, alternati con dei pan di Spagna al cioccolato. E niente, dovevamo, devo dire, presentare al piatto, però poi ci hanno detto che non c'era possibilità di degustazione seduto, quindi abbiamo pensato di alzare il numero delle degustazioni e vedendo l'ambiente, insomma, mi pare la cosa più giusta che abbiamo fatto. E quindi ora commenteremo con Salvatore Mangiapane del presidio Slow Food questo dessert, dopodiché lo offriremo a buona parte degli avventori. Siamo ragazzi giovani stefanesi che si sono messi a disposizione oggi in occasione della sagra e stiamo provando a fare tipici dolci stefanesi. Qui possiamo osservare pignolata, cannoli, ravioli, ciarduna e in questo momento anche le sfinge.